È un bilancio certamente molto valido ed è il bilancio più importante che Banca Privata di San Biagio ha realizzato in questi ultimi anni. Credo però sia un bilancio anche improntato alla prudenza e soprattutto guardando in futuro. Una parte di esso, attraverso una politica attenta sui titoli, è stato, diciamo così, la redditività di questo è stata spostata nel futuro, e questo proprio per dimostrare anche l'attenzione che noi abbiamo, che vogliamo rappresentare per una giusta redditività che deve avere la banca, ma attenzione anche a quella che è la solidità della stessa. Partite deteriorate sono state completamente spesate e questo è un altro sintomo di ulteriore solidità. Ma quello che ancora vorrei evidenziare è la destinazione dell'utile di esercizio a beneficenza, che è di circa 5 milioni e mezzo, e questo qua è proprio quello che la banca vuole riservare a tutto il mondo del terzo settore, al volontariato e a tutti quelli che si impegnano a fare di questo nostro territorio un posto migliore. Un altro elemento molto importante che abbiamo anche affrontato durante questa assemblea è stato il sostegno che Banca Prealpi San Biagio dà nei confronti dell'agricoltura, non soltanto attraverso il servizio dell'ufficio agricoltura, con il quale riusciamo chiaramente a dialogare con gli agricoltori con lo stesso linguaggio e soprattutto comprendendo meglio le esigenze degli stessi, ma anche attraverso delle attività di un piccolo centro studi che abbiamo realizzato in collaborazione ovviamente con le sezioni di categoria e con le università, attraverso il quale cerchiamo di dare un contributo anche nel trovare delle soluzioni idonee perché l'agricoltura possa essere meno inquinante. In questo senso quindi andiamo ad realizzare le esigenze di un territorio che vuole sempre essere meno aggredito da eventuali utilizzi di materiale antiparassitario, ma nello stesso tempo diamo una mano anche agli agricoltori per poter, diciamo così, essere veramente sostenibili. L'agricoltura ha bisogno di fare un percorso nella quale la sua sostenibilità diventi economicamente sostenibile, e questo è un concetto fondamentale che tutti devono comprendere. Gli agricoltori l'hanno già compreso da un pezzo e sono in questa direzione. Forse dovremmo anche insistere nei confronti del regolatore perché possa applicare delle norme che siano più progressive e più diciamo così, in linea con quelli che sono i tempi di un'agricoltura che deve cambiare, ma deve cambiare rimanendo comunque viva. Noi cerchiamo chiaramente di dare maggiore forza, soprattutto ad esempio al mondo giovanile. Credo che sia proprio quello che in questi anni ha pagato più di tutto, prima una crisi economica e poi una crisi pandemica che chiaramente li ha condizionati non soltanto nello sviluppo delle proprie come dire, aspirazioni, ma anche purtroppo nell'economia. E quindi questo credo che una banca che è legata al territorio come noi deve essere vicina proprio alla parte più importante che abbiamo in una comunità, la parte giovanile, e quella parte che chiaramente potrà anche nel prossimo futuro essere, diciamo così, la componente più viva, la componente di stimolo, la componente che sarà la comunità del futuro. Sono 130 anni di vita delle persone che hanno creduto dal 1894 a questo grande progetto che prevedeva un cambio della loro vita, voleva portare dignità, voleva portare speranza nel proprio futuro, e questo desiderio, questa volontà di essere persone diverse grazie al fatto di mettersi insieme, di condividere il poco che avevano per fare tanto, è lo stesso principio che abbiamo oggi noi. Il credo cooperativo è qui appunto per fare in modo di sostenere il proprio territorio, è la risposta delle persone del territorio ai disagi e alle situazioni di difficoltà che nei vari secoli, nei vari anni possiamo dire, si sono successivamente manifestate. Questa è la risposta migliore che il nostro credito cooperativo ha potuto dare, e continua anche per il futuro ad avere questo stesso principio.